La figura di Sant'Agata è una figura che non può rimanere ferma nel suo tempo, va sempre attualizzata, e la potenza della santità è proprio questa, riesce ad essere sempre attuale. E ai tempi di Sant'Agata, un secolo fa o solo 50 anni fa, non c'era la giornata per la violenza contro le donne, una giornata di sensibilizzazione. Le delle vittime che hanno il coraggio di rompere il silenzio sono un grido di richiesta d'aiuto che non possiamo ignorare, non possiamo guardare dall'altra parte. Oggi noi qui, accanto alla finestrella del carcere di Sant'Agata, che ci ricorda il momento nel quale lei fu tenuta in carcere, ma fu soccorsa anche da San Pietro, noi davanti a questo luogo preghiamo per tutte queste donne e preghiamo per tutte le associazioni che si occupano di raccogliere le confidenze di queste donne, il grido di aiuto, l'SOS che loro lanciano, e preghiamo anche per tutte le istituzioni che negli ultimi decenni si sono fatte particolarmente attente a questo dramma. Diciamo insieme: Padre nostro, delle vittime questo luogo diventi un luogo simbolo per tutta Catania, anche con uno scritto, perché anche i devoti di Sant'Agato capiscano che il male che si fa alle donne è lo stesso male che è stato fatto 2000 anni fa a Sant'Agato. Bene, io ringrazio Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Girenna, che ha fatto questo onore e il piacere di essere qui con noi, Sua Eccellenza il Prefetto Mario Carnevali Brizzi, il Dottor Gianfranco Truglio in rappresentanza del Questore, il Professor Giovanni Grasso in rappresentanza del Commissario straordinario Federico Portoghese, tutte le autorità civili e militari, le associazioni, tutte le persone che affettuosamente sono qui con noi stasera. Io volevo semplicemente leggere una cosa che ho scritto, 2 parole esatte, poi chiameremo qui magari la vigilessa che porterà i fuori, precisamente se la fate arrivare. Non c'è giorno che non arrivi una notizia di femminicidio. L'educazione all'amore e la cultura del rispetto iniziano in casa. La scuola e la società devono fare la propria parte promuovendo modelli positivi e relazioni sane, non distogliendo lo sguardo su eventuali segnali di rischio. Da parte nostra, in nome di Agata, con questo e altri eventi, intendiamo tenere alta la guardia, fare sentire la presenza delle istituzioni, trasmettere un messaggio positivo che sia un seme e dia germogli di civiltà e di rispetto. E allora, la nostra vigilessa si chiama Veronica. Allora siamo pronti per portare i fiori alla nostra Agata. Io glieli consegno, anzi avevo piacere che glieli consegnasse il prefetto, che è la prima donna di Catania. E quindi non so, procediamo.
Di Catania è la regina, della città è la protettrice, la prima cittadina. Il 5 febbraio per noi è il giorno più felice, perché con rispetto e con onore la ricordiamo ogni anno nel nostro cuore. Per tutti i catanesi lei è andata via, ma noi pensiamo sempre a lei con riverenza ed allegria. Dalla rovina ci ha salvati e per questo le siamo immensamente grati. Rappresenta tutte quelle donne che ogni notte la passano insonne, tutte coloro maltrattate dal proprio sposo violento e geloso. Quindi non mi resta che lodarla e nel mio piccolo pensarla. Se ascoltasse questa mia poesia vorrei che sapesse che vive nell'anima di tutti e nella mia.